Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto tutti, cari fratelli sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, fedeli tutti. Celebriamo oggi con gioia il primo anniversario della beatificazione del nostro vescovo Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. La memoria liturgica sarebbe fissata il 26 di agosto, ricordando il giorno della sua elezione a pontefice, a vescovo di Roma e Papa della Chiesa universale. Noi lo festeggiamo oggi, essendo il primo anniversario, ricordando quella giornata che molti di noi hanno vissuto proprio nel piazzale di San Pietro, presieduta da Papa Francesco, in cui è stato indicato alla fede e alla devozione di tutti i cristiani come esempio di vita cristiana il nostro Albino Luciani. Ringraziamo il Signore per questo anniversario, invochiamo la sua intercessione, perché proprio perché è beato è possibile anche venerarlo e pregarlo pubblicamente, perché ci doni di vivere quella semplicità, quell'umiltà, lo ricorderemo anche nell'omelia, quella dedizione totale al Signore che ha caratterizzato la sua vita. Prepariamoci a vivere bene questo momento, anzitutto chiedendo con umiltà e fiducia perdono e misericordia al Signore sulle nostre povertà e miserie che sono i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e decisioni. Per mia colpa, e supplico la grazia della Vergine Maria, gli santi e fratelli e sorelle, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Insieme noi ti lodiamo, ti benediciamo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore mio, Agnello, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, bone voluntatis.
Preghiamo. O Padre, che hai guardato l'umiltà del tuo servo, il beato Giovanni Paolo, primo Papa, per offrire alla tua Chiesa una mirabile testimonianza di fede, speranza e carità. Per sua intercessione ravviva nel nostro cuore la gioia di saperci amati di intramontabile amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei. Tutti gli dei dei popoli sono un nulla. Il Signore invece ha fatto i cieli. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta.
davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te. Le letture che abbiamo fatto sono quelle del giorno lunedì della 22esima settimana del tempo ordinario. E in questo giorno, lunedì, comincia la lettura continua del Vangelo di Luca fino a sabato. Abbiamo sempre letto il Vangelo di Matteo. Eravamo arrivati quasi vicino alla Passione, si è fermato e leggiamo Luca. E il primo episodio della lettura del Vangelo di Luca è questo che abbiamo appena sentito. Gesù nella sinagoga di Nazaret che legge il libro del profeta Isaia e poi quelle altre cose che dice e la reazione dei giudei. Ecco, nel Vangelo di Luca questo episodio è molto importante, ha un valore programmatico. Perciò è importante capire con esattezza il suo significato. E qui devo farmi una confessione, a 73 anni e rotti ho capito per la prima volta il significato di questo brano, che mi creava sempre qualche interrogativo, ma non avevo mai capito fino in fondo. Leggendo un testo di Albert Banois, un grande biblista, al di là proprio sicuro, ho capito delle incongruenze che non riuscivo a spiegare e che sono interessanti e ci danno anche un'indicazione poi per la nostra vita spirituale. Perché questo testo spesso viene interpretato sulla falsariga di quello che dice Marco e Matteo, ma il testo di Luca è diverso, è proprio diverso. Basta metterli a confronto in una sinossi, si vede che sono diversi. E Luca, come abbiamo sentito, distingue chiaramente 2 tempi in questo episodio, 2 tempi contrastanti in questa visita alla sinagoga di Gesù. In un primo momento Gesù legge una profezia di Isaia e la dichiara adempiuta perché lui stesso sta predicando l'anno di grazia annunciato dal profeta. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Qual è la reazione della gente di Nazaret? È estremamente favorevole. Tutti gli rendevano testimonianza, scrive l'Evangelista, ed erano meravigliati positivamente delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Stupore, meraviglia, testimonianza. In un secondo tempo però Gesù riprende a parlare citando l'esempio del profeta Elia ed Eliseo, un testo che solo Luca ha, non c'è né in Matteo né in Marco. Sia Elia che Eliseo li presenta come autori di miracoli a vantaggio però non dei connazionali, bensì di stranieri, la vedova di Sarepta e il siro Naaman il lebbroso.
allora capita una reazione completamente diversa dei nazaretani. Tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno al punto da voler perfino uccidere Gesù, precipitandolo in un precipizio. Come si spiega questo completo voltafaccia? Era questo che io non sono mai riuscito a capire. Probabilmente bisogna capire che cosa dice Gesù e quali erano i sentimenti degli abitanti di Nazaret. Quando, dopo il discorso di Gesù, tutti nella sinagoga gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscirono dalla sua bocca, cosa dicono? Dicono: non è costui il figlio di Giuseppe? Ecco, diversamente da Matteo e Marco, in cui dicono queste cose e aggiungono e si scandalizzavano di lui, qui non si scandalizzano di lui, ha un altro significato questa parola, non è costui il figlio di Giuseppe. Non lo dicono per disprezzo, ripeto, come appare negli altri due evangelisti, lo dicono per sottolineare che questo Gesù, questo nuovo ammirevole profeta, è loro compaesano, appartiene a loro. È nostro. Il loro atteggiamento non esprime scandalo, ma esprime una tendenza possessiva. Potremmo tradurlo: se Gesù ci appartiene, deve riservare a noi il primo posto nel suo ministero, deve fare per noi i miracoli. Tant'è vero che Gesù legge il loro pensiero, interpreta giustamente il loro pensiero, non lo accetta, anzi lo denuncia. Certamente voi mi direte questo proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo qui, nella tua patria. In altre parole, qua devi fare i miracoli, perché tu sei nostro. Ma Gesù ribatte: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. E la traduzione non è facile. Probabilmente quel bene accetto vuol dire nessun profeta deve essere accolto solo nella sua patria. La traduzione che Vanois dice è accoglibile. Nessun profeta può essere posseduto solo dai suoi. E che l'interpretazione sia proprio questa lo conferma il fatto che Gesù spiega la sua frase citando gli esempi di Elia e di Eliseo, e non cita gli esempi di Elia e Eliseo come persone rifiutate, no? Li cita come persone che hanno fatto dei miracoli, ma per gli stranieri, per i pagani. In altre parole, Gesù intuisce che l'atteggiamento spirituale dei suoi paesani è quello di dire: tu sei nostro, devi star qui e fare i miracoli qui da noi. No, intuisce che è questo e si oppone risolutamente alla tendenza possessiva dei suoi compaesani e richiede loro una grande apertura di cuore. Li invita ad accettare che egli possa dedicarsi al servizio di altra gente, che egli possa andare altrove a compiere i suoi miracoli. E di fronte a questo rimprovero, a questo rifiuto che Gesù fa di quell'amore possessivo che avevano i suoi compaesani, scatta il rifiuto violento. Pensiamo a quello che succede oggi quando una persona vuole possedere un'altra e questa si sottrae, la rifiuta, la ammazza. Tutti i femminicidi sono questi: un amore possessivo respinto diventa odio, violenza, addirittura uccisione. Quello che è successo a Nazareth. Bene, lo stesso atteggiamento fa notare Albert Vanois, dice, lo si avrà poi negli Atti degli Apostoli da parte dei giudei che contrastano l'apostolato di Paolo. Lo contrastano perché vedono che ha successo presso i pagani. Sono presi da gelosia e invece di ascoltare il messaggio evangelico perseguitano l'apostolo.
Ecco allora il messaggio. Vuoi essere come Gesù? Vuoi accogliere veramente il suo messaggio? Questo è il testo programmatico. Dobbiamo aprirci alla lezione molto seria di questo brano del Vangelo. Per essere con Lui è necessario aprire il nostro cuore. È necessario, paradossalmente, non amare in maniera possessiva neanche Gesù. Neanche Gesù va amato in maniera possessiva. E può succedere di amare Gesù in maniera possessiva, sapete, quando noi pretendiamo esclusivamente per noi le sue grazie, i suoi favori, chiedendo o pretendendo privilegi, oppure ci riteniamo i migliori solo perché Gesù crediamo di possederlo. Se vogliamo essere veramente con Lui dobbiamo accompagnare, lo dobbiamo accompagnare quando va verso altra gente e quindi accogliere le grandi intenzioni che ci vengono suggerite dal Vangelo, la missione alle genti, ma che ci vengono suggerite anche dalla Chiesa oggi. Basta che pensiamo all'insistenza con cui Papa Francesco parla di Chiesa in uscita. Dobbiamo uscire, dobbiamo non rinchiuderci in maniera risentita e recriminatoria verso chi non crede. Dobbiamo uscire e con simpatia annunciare il Vangelo di Gesù. Non aver paura di farlo, ma non quasi come un'accusa o con risentimento, perché non sono dei nostri, perché Gesù è nostro. Soltanto così allora noi saremo veramente uniti al cuore di Gesù, altrimenti il nostro atteggiamento rischia di essere quello di un certo egoismo spirituale, che per quanto spirituale rimane egoismo, contrario alla carità di Cristo, che è una carità che si apre. Se ci pensiamo, questo fondamentalmente è quell'atteggiamento spirituale che è l'umiltà, che è esattamente il contrario della pretesa orgogliosa ed egoistica. Il contrario dell'orgoglio, della pretesa di possedere gli altri, è l'umiltà. E di questa virtù così importante e così rara nessuno è maestro e testimone più credibile e convincente di quel Monsignor Albino Luciani, che ricordiamo come beato a un anno dalla solenne beatificazione in piazza San Pietro. L'umiltà non è stata solo il motto del suo stemma episcopale, humilitas, ma è stato l'atteggiamento interiore che l'ha sempre accompagnato e guidato, permettendogli di aprire il suo cuore e le sue attenzioni a tutti, con grande senso di accoglienza, ospitalità e di spirito missionario. Invochiamo, come dicevo all'inizio, la sua intercessione perché ci aiuti a maturare questo atteggiamento evangelico che questo brano ci suggerisce. Non possedere Gesù rinchiudendoci in una forma di orgoglio e di egoismo spirituale, ma rimanere uniti a Lui e con Lui aprirci in maniera missionaria a tutte le persone. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola che il Signore ci ha rivolto, eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime per la Chiesa e per il mondo intero. Ripetiamo assieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto, che ricorda oggi con gratitudine la beatificazione del Papa Giovanni Paolo I, perché per sua intercessione siano numerose le vocazioni al sacerdozio ministeriale, alla vita consacrata, all'opera missionaria
e all'esperienza contemplativa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimentino la provvidenza del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie, chiese domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana, a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, corpo mistico di Cristo, la parola del Vangelo, generosamente seminata dai santi e beati della nostra Chiesa, trovi nei nostri cuori un terreno buono, affinché possiamo essere fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci. O Dio nostro Padre, guarda il tuo popolo che si affida a te in preghiera. Tu che un giorno donasti a questa terra come pastore e guida il beato Giovanni Paolo I, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza, operosa la carità, nella vigilante attesa di contemplarti, santi fra i santi, nella gioia senza fine del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria
in onore del beato Giovanni Paolo I, siano per noi sorgente di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita del beato Giovanni Paolo I riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Beato Giovanni Paolo I e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore. Corpo e sangue di Cristo. Il corpo e sangue di Cristo. Il corpo e sangue di Cristo.
Preghiamo. Dio Trinità, i sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di San Giovanni Paolo I e lo spinse a donarsi instancabilmente per la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale recitiamo assieme la preghiera al Beato Giovanni Paolo I che troviamo nel foglietto. Dopo la recita della preghiera il Vescovo incenserà la reliquia e l'immagine del Beato. Dio Trinità, cenacolo d'amore, sorgente di santità, dalla cui benevolenza ha inizio la vita e nella cui volontà cresce la nostra felicità. A te chiediamo di esaltare tra noi l'opera del tuo amore, nel riconoscere la santità originale di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nelle nostre necessità invochiamo la sua benedizione per ottenere la grazia di cui abbiamo bisogno. Fa che sia a noi concesso di imitare il suo sereno abbandono in te. Ci sostenga l'esempio della sua preghiera, con cui durante la vita apriva tutto il suo cuore a te e ora nella tua gloria ti loda. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, cantiamo al Signore. Gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince il peccato. Gloria, cantiamo al Signore. Gloria, cantiamo al Signore. Prima della benedizione conclusiva, un saluto tutto particolare a voi, cari fratelli e sorelle che avete voluto essere presenti questa sera e a coloro che ci hanno seguiti attraverso la tenda TV e radio Palazzo Carli. Un augurio e l'intercessione del Beato Giovanni Paolo I. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria del Beato Giovanni Paolo I, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nel Beato Giovanni Paolo I la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nel Beato Giovanni Paolo I ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E per intercessione del Beato Giovanni Paolo I, Papa, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.